Tradizionale pellegrinaggio nei cimiteri di Agrigento, domani Ognissanti e dopodomani la festa dei morti. Individuato il responsabile omicidio del 59enne di Vittoria, studentessa siciliana violentata in campus universitario, 25enne arrestato per il tentato omicidio della moglie. Incidenti mortali, 19enne alla guida di uno scooter, sub di 35 anni durante battuta di pesca, 62enne in un incendio nella sua abitazione. Il Sor Optimist compie 25 anni, il Lions festeggia i 4 anni, Real Monte organizza Natale solidale, lo spettacolo di Guardì inaugura la stagione teatrale del Pirandello. Calcio eccellenza, l'Acragaz batte il Profavara, Serie D, il Licata perde contro il Canicattì, basket a 2 la Fortitudo supera anche il Latina. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Già da alcuni giorni è iniziato il tradizionale pellegrinaggio nei cimiteri di Agrigento per la commemorazione dei defunti. Domani 1 novembre la festa di Ognissanti e dopodomani 2 novembre la festa dei morti. Arturo Cantella. La festa dei morti è molto sentita in Sicilia, ovviamente anche nella nostra città. Giorno 1 novembre, giornata festiva dedicata a tutti i santi, mentre il 2 novembre viene celebrata la commemorazione dei defunti. Giorno 2 novembre, alle ore 10, presso il mausoleo dei caduti a Bonamorone ad Agrigento, sarà celebrata la Santa Messa da Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, mentre alle ore 16 ci sarà la funzione religiosa che si terrà presso il cimitero di Pianogatta dal vicario foraneo Don Mario Sorce. In questi giorni si visitano i propri cari defunti presso i cimiteri, portando loro dei fiori e si accendono anche dei ceri. Ma come si sta vivendo questo giorno di vigilia nella nostra città? Stamani ci siamo recati al cimitero di Bonamorone, abbiamo sentito il parere di diversi agrigentini in visita ai propri cari, ma anche dei venditori di fiori e tutto quello che gira attorno, come la raccolta dei fondi della San Vincenzo per i fiori che non marciscono, i Boy Scout che in cambio della loro assistenza raccolgono i fondi per poter effettuare con la nuova stagione il viaggio di pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Quanto è importante andare a fare visita ai propri defunti? Io ci vengo quasi ogni giorno, perciò certo che è importante. Signora, anche lei viene qui a fare la visita ai defunti? Sì, mio padre è morto da poco, perciò siamo qua, un dovere. Quanto vale, quanto è importante da un punto di vista, diciamo, affettivo andare e visitare i propri defunti? Intanto è un dovere e poi l'affetto è enorme, specialmente dove sono i genitori, i fratelli e sorelle. Ed è giusto che tutti dovremmo andare oggi, ma non solo oggi, perché oggi, domani la giornata si festeggia così, come si chiama nelle nostre parti, no? La festa dei morti, ma dovremmo venire spesso nelle giornate di festa, essere presenti con un fiore, un segno di affetto. Hai avuto modo di verificare se c'è stato un aumento dei prezzi dei fiori? No, non l'ho trovato l'aumento, non l'ho trovato, perché sono venuta già l'altro giorno, non ho trovato l'aumento. Si va ancora al cimitero e con le motivazioni di questa tua, lei sta andando al cimitero, come mai? Ma ho i miei parenti, e quindi come ogni anno ci siamo sempre con mia moglie e tutti, andare ai suoceri e portarci qualche fiore, qualche cosa. Una festa sentita ancora? Sì, una sentita ancora. Comprato i fiori, hai avuto modo di vedere se c'è stato un aumento dei prezzi? Ma penso di no, perché da noi i prezzi ancora, per fortuna, si possono comprare. Non c'è questo allarmismo di prezzi alti. Quindi penso che i prezzi saranno contenuti. Ecco. E quali sono i fiori che più vengono richiesti? Crisantemo, margherite, mazzetteria, tutto fresco abbiamo stamattina. C'è stato un aumento dei prezzi? Un qualcosina. Quali sono i tipi di fiori che la gente acquista in questi giorni? Per la festività dei defunti, come sempre di tradizione, si utilizza a vendere sempre il crisantemo, o questi crisantemi in ammazzo, o le piantine di crisantemo, che è il fiore in questa stagione.
C'è stato qualche aumento così, insomma? Un piccolo aumento c'è stato dovuto al rincaro, come sappiamo tutti, e ci sono stati rincari anche nei fiori, ma abbiamo cercato di mantenere sempre gli stessi prezzi che facciamo ogni anno per mantenere sempre costante la nostra attività. È una festa sentita ancora questa dei morti? Sì, ancora viene sentita. Le persone qui vengono sempre. Vengono tutto l'anno e quindi come oggi completano anche la pulizia delle tombe e vengono a trovare i proprietari. Ottobre la vendita dei fiori? Bene, bene, sta andando bene. Ci aspettavamo di più, però non ci lamentiamo. Ecco, ancora insomma la gente ama la tradizione dei defunti, no? Sì, sì, è ancora molto sentita. Quali sono i fiori più ricercati? Ma il crisantemo, le rose, sempre questi fiori così, o quelli già composti. Ok, grazie. Noi siamo della San Vincenzo e ogni anno abbiamo la raccolta annuale per i fondi da destinare ai bisognosi della città di Agrigento. Ecco, siamo la società San Vincenzo De Paoli, ad Agrigento c'è da decenni e anche a Favara, anche a Porto Empedocle. Ecco, questa è una parte dei nostri proventi perché poi naturalmente nelle riunioni facciamo le collette, tanto altro per poter aiutare i poveri che purtroppo nonostante il reddito ci sono quelli che non l'hanno, quelli che non ci arrivano, ci sono sempre. Il fiore della carità voi lo chiamate, vero? Sì, questo è il fiore che non marcisce perché i fiori dopo alcuni giorni sappiamo tutti che fine fanno, appassiscono, invece la carità resta sempre è un investimento diciamo eterno. E la gente diciamo come si predispone per questo gesto d'amore? E la gente sì, risponde, ci sono, ecco. Naturalmente molti portano anche diciamo, i fiori, ecco, un segno diciamo, visibile, però ci sono anche dei segni che non sono visibili esteriormente come i fiori, però sono dei segni interiori, spirituali, che sono sicuramente più importanti. Il gruppo Scout Agrigento 3 presente oggi qui a Bonamorone, ecco qual è la vostra azione, perché siete qua? Noi facciamo un'attività di autofinanziamento per un gruppo scout, perché verso estate, metà fino agosto comunque, dobbiamo partire per il Cammino di Santiago, quindi abbiamo bisogno di soldi appunto per il cammino e stiamo facendo l'attività di autofinanziamento per rigimolare i soldi. Facciamo annualmente, ogni anno, sempre per i morti. Santiago? Santiago, quindi praticamente facciamo questo cammino, Santiago di Compostela. Facciamo questo cammino di una settimana, almeno 20 km sicuramente al giorno. Partiremo da Milano, poi tutto a piedi fino appunto in Spagna. E non saremo solamente noi come gruppo, saremo una trentina di ragazzi e anche tutti gli altri gruppi sempre scout, non solo dalla Sicilia. Quindi oggi mettete a disposizione, diciamo, offrirete anche qualche servizio alle persone anziane, ecco, spieghiamolo. Noi siamo un'attività comunque che principalmente è costituita appunto su servizio, quindi se qualcuno ha bisogno di una mano, se si può dare anche un'offerta del nostro cammino, appunto noi siamo sempre disposti ad accettarla. Okay. E la gente risponde a questa iniziativa? Sì, anzi ci danno qualche offerta pure, senza che noi chiediamo momento ovviamente, e se hanno bisogno comunque siamo sempre disponibili. Sempre noi siamo parte del gruppo Agrigento 3, andremo quindi a questo cammino di Santiago di Compostela, stiamo cercando con questa attività di autofinanziamento anche al cimitero, saremo anche alla Tois, comunque di riuscire a racimolare anche una somma per poter partire. Siamo contenti verso l'inizio, metà agosto, di poter affrontare questa avventura tutti insieme. La polizia di Vittoria avrebbe individuato il responsabile dell'omicidio di Enzo Sauna, il vittoriese di 60 anni, accoltellato venerdì sera dopo un litigio davanti alla mensa dei poveri della Fondazione Buon Samaritano, gestita da Don Beniamino Sacco. La vittima, che sarebbe riuscita a parlare con gli agenti dopo il suo arrivo in ospedale, sarebbe stata accoltellata da un uomo con cui aveva litigato mentre attendeva di poter prelevare la sua porzione di cibo. Il sostituto procuratore ha disposto l'autopsia.
Un incidente stradale ad Aci Catene in provincia di Catania ha provocato la morte di Mario Filetti, 19 anni. Lui, per causa in corso di accertamento alla guida di uno scooter, si è ribaltato fuori strada schiantandosi a bordo carreggiata. Bisogna ancora esattamente accertare se si sia trattato di un incidente autonomo oppure se sia stato coinvolto un altro mezzo. Il passeggero di Filetti, gravemente ferito, è stato soccorso in ospedale dal personale del 118. Sul posto per i rilievi di rito hanno lavorato i vigili urbani e i carabinieri. Un sub di 35 anni, Giuseppe Giuliano, originario di Nicosia e residente a Troina, sposato e padre di una bambina, è morto dopo essersi immerso nel tratto di mare tra Vulcano e Lipari. L'uomo è partito con un gommone da Milazzo ed ha raggiunto le Eolie insieme a 2 amici. Si è immerso come tante altre volte per una battuta di pesca in apnea. Non è più riemerso. I 2 amici, subito alla disperata ricerca, l'hanno trovato a 100 metri di distanza, galleggiante ancora in vita ma in gravi condizioni. Con l'aiuto di un pescatore è stato issato e condotto al porto di Vulcano Levante, dove sono stati in attesa un medico e volontari della Croce Rossa. Vani sono stati i tentativi di rianimarlo. Un 62enne è morto in un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione al primo piano di una palazzina di 6 elevazioni a Tremestieri Etneo nel Catanese. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco del comando provinciale Etneo che hanno domato le fiamme. Le cause dell'incendio e del decesso sono in corso di accertamento. Presenti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, polizia locale del comune di Tremestieri Etneo e personale medico del 118 di Acireale che ha constatato il decesso del 62enne. Un 25enne di Belpasso è stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia dopo aver ferito la moglie di 35 anni. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dei coniugi. La donna era in forte stato di shock e con evidenti lividi sul corpo. Il litigio sarebbe nato per divergenze nella gestione del conto bancario cointestato. La donna era stata segregata nella stanza da letto al buio con le mani legate. Il marito avrebbe tentato di strangolarla e soffocarla con un pezzo di stoffa infilato in bocca per non farla urlare, per poi picchiarla con un manico di scopa. La dinamica degli eventi è stata confermata da un passante e dalla madre della vittima, accorsi dopo aver sentito le grida d'aiuto della donna che nel frattempo era riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. I 2 figli minori sono stati affidati alla nonna materna. In caserma la donna ha raccontato di ulteriori episodi di violenza. Visitata nel pronto soccorso dell'ospedale di Paternò, le sono state riscontrate chimosi e escoriazioni ed è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. Il marito è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Studentessa siciliana violentata in un campus universitario di Torino. Ho sentito bussare alla porta e credendo che fosse qualche altro studente ho aperto. Questa è la prima ricostruzione dell'aggressione di una giovane studentessa di Messina avvenuta ieri sera. L'aggressore è un uomo che si sarebbe introdotto nel campus e che aveva già bussato alle porte di altre camere. La ragazza è stata ricoverata in ospedale. In queste ore a Torino sono arrivati anche i genitori della ragazza. Le indagini sono in corso. Un disoccupato di 41 anni di Licata è stato aggredito a calci e pugni da 2 individui nel tentativo di rapinarlo e portargli via i soldi. Il fatto è avvenuto intorno alle 5:30 del mattino in via Curzio. L'uomo è stato sorpreso alle spalle e picchiato selvaggiamente. Seppur stordito e ferito, è riuscito però a divincolarsi e trovare riparo in casa a poca distanza dal luogo del pestaggio. I 2 malviventi invece sono fuggiti. Il 41enne poi ha chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi. Immediato il trasferimento all'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dove i medici gli hanno diagnosticato una ferita alla testa e la rottura del naso. La prognosi è di 30 giorni. Al via le indagini dei militari dell'Arma che stanno setacciando la zona alla ricerca di eventuali telecamere che possano aver ripreso l'aggressione. Ha violentemente picchiato il padre e la sorella.
E non sarebbe stata la prima volta. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato un'ordinanza di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e imposto il divieto di avvicinamento alle persone offese a carico di un 23enne di Casteltermini disoccupato. Ad eseguire il provvedimento, dopo essersi occupati dell'attività investigativa, sono stati i carabinieri della compagnia di Cammarata. Il giovane è ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ad Agrigento, al viale della Vittoria, un ragazzino di 12 anni è stato minacciato con un coltello alle spalle e rapinato da un malvivente apparentemente del luogo con accento siciliano, che gli ha intimato la consegna del cellulare e dei soldi in tasca ed è poi fuggito. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti. Indagini sono in corso anche avvalendosi di eventuali videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza. La nave Ocean Vikings chiede un porto sicuro per lo sbarco dei 234 migranti a bordo che si trovano in mare da 8 giorni. Arturo Cantella. Un appello ci arriva dalla responsabile di SOS Mediterranei Viviana, soccorritrice a bordo della Ocean Viking da 8 giorni. Alcuni dei 234 sopravvissuti hanno trascorso oltre 3 giorni in mare prima di essere stati soccorsi e sono esausti, hanno bisogno di sbarcare in un posto sicuro. Tra loro anche 40 minori non accompagnati e diversi riportano segni evidenti di torture e violenze subite in Libia. Sentiamo l'appello di Viviana, la soccorritrice. Qui siamo a bordo della nave Ocean Viking, siamo sul ponte. In questo momento abbiamo 234 sopravvissuti, di loro 43 sono minori non accompagnati, che significa sono ragazzini adolescenti molto vulnerabili che viaggiano da soli. A bordo abbiamo raccolto delle storie drammatiche, una di queste è la storia di una bambina siriana con il papà. Loro hanno provato ad attraversare diverse volte il Mediterraneo, scappare dalla Libia, non ci sono sempre riusciti. Una di queste volte ci raccontava il papà che si è ribaltato il barchino su cui viaggiavano e lui è riuscito a portare in salvo la sua bimba nuotando in mezzo a tutti i corpi già morti. Questa è solamente una delle storie drammatiche che abbiamo raccolto a bordo dalle testimonianze dei naufraghi. Molti di loro veramente hanno dei traumi importanti sia fisici che psicologici ed è per questo che devono sbarcare il più presto possibile. Speriamo che arrivi presto perché veramente è un'urgenza sbarcare queste persone. Acque di vegetazione derivanti dallo scarto della molitura delle olive gettati nei fiumi dell'Agrigentino. A denunciare l'accaduto è l'associazione ambientalista Mare Amico. Questo rifiuto, quando finisce nei corsi d'acqua o in mare, distrugge tutto. Le acque di vegetazione sono 200 volte più inquinanti delle fogne, poiché sottraendo l'ossigeno alle acque provocano la morte di tutte le specie viventi in quel luogo. Anche quest'anno il corso d'acqua più inquinato nell'Agrigentino è il fiume Naro, che sfocia nel mare di Cannatello ad Agrigento. Questo perché nel suo bacino d'utenza ci sono diversi comuni come Canicattì, Naro, Camastra e Favara, in cui ricadono parecchi frantoi in attività. Tutto ciò accade nonostante l'intensa attività dei carabinieri del nucleo forestale che ogni anno sono impegnati al contrasto di questi illeciti. A Naro, nel centro storico, 2 giovani donne si sono presentate alla porta dell'abitazione di un'anziana. Salve, hanno detto, ci manda il comune, siamo donne delle pulizie incaricate di svolgere servizi utili alla collettività. Lei risponde, prego, accomodatevi. Ebbene, il servizio utile alla collettività è stato che loro, appena dentro casa, hanno arraffato quanti più oggetti preziosi possibili e circa 5.000 euro in contanti e poi sono scappate. Indagano i carabinieri. Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, avverte il comune non ha attivato nessun servizio di questo tipo e soprattutto nessun dipendente comunale busserà alla vostra porta di casa. Il club agrigentino del Sor Optimist festeggia 25 anni dalla sua fondazione con 2 giornate di iniziative. Vediamo. Oggi qui ad Agrigento per festeggiare 2 giorni i 25 anni del club con tantissime iniziative. Lei ha voluto essere presente a questo momento.
E io sono felice di essere qua oggi perché 25 anni di un club sono molto importanti. È una fase di snodo che vede il club crescere con generazioni diverse e con attività molto interessanti, in linea con quelle che sono le direttive del nazionale e con una molteplicità di iniziative. Quanto è importante la vostra presenza nel tessuto sociale, non solo agrigentino, siciliano, ma anche nazionale. Siete stati in un convegno l'altro ieri a Palermo, insomma tante iniziative. Sì, abbiamo parlato di ruoli delle donne, in effetti il ruolo della donna nella società è stato ed è sempre molto importante, è sempre centrale, ma non sempre viene evidenziato nella maniera giusta. Il Soroptimist in questo senso lavora dando alle donne l'opportunità di realizzare le loro aspettative, le loro aspirazioni, sia individuali che collettive, e questo è uno dei punti su cui lavoriamo moltissimo, cercando di attivare delle sinergie a livello nazionale attraverso dei protocolli d'intesa che poi si attuano attraverso i progetti concreti dei territori e quindi dei club con le istituzioni locali. Bene, sentiamo la Presidente di Agrigento. 2 giorni intensa, ci ha lavorato parecchio, ecco, quali obiettivi, un programma abbastanza ricco oggi alla presenza di tante amiche italiane. Sì, siamo veramente onorate intanto perché la nostra Presidente nazionale ha voluto fortemente ritagliare uno spazio per essere con noi qua ad Agrigento e la ringrazio per questo. Noi celebriamo 25 anni, che sono 25 anni di storia, 25 anni di impegno, 25 anni di presenza sul territorio che si è nel tempo anche modulata in relazione a quelle che sono le esigenze della società e i cambiamenti che hanno investito le donne nel loro genere. Dunque oggi celebriamo tutto questo, lo facciamo partendo dalla nostra Valle dei Templi perché avendo una folta presenza di amiche che provengono da tutta Italia e da tutta la Sicilia, allora vogliamo mostrare quanto di più bello abbiamo. Poi ci sposteremo nel pomeriggio ad inaugurare la mostra 25 anni di impegno Soroptimista. È un momento, diciamo, il momento clou del nostro mostrarci al territorio, del nostro celebrarci per ciò che abbiamo fatto. Tra l'altro ci accoglierà l'Archivio di Stato, pertanto sarà un momento veramente emozionante. Questa sera invece parleremo di Soroptimist tra passato, presente e futuro, e ancora domani avremo un interclub al Mudia, altro luogo prestigioso della nostra città, nel corso del quale insieme ai club siciliani ci confronteremo su quanto abbiamo fatto e su quanto ancora dobbiamo fare, ed è un momento che verrà coordinato dalla nostra vicepresidente nazionale Ada Maria Florena. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi festeggia il suo 4° compleanno. Vediamo. Presidente, 4ª charter del Lions Club Agrigento Valle dei Templi dedicata alla pace. Sì, abbiamo voluto dare un significato particolare a questo momento che per noi è un momento, una ricorrenza, è la 4ª volta che il nostro club festeggia appunto la sua fondazione. Abbiamo voluto dedicarlo alla pace, lo abbiamo fatto aprendo con un video molto toccante, poi con un mio intervento in cui abbiamo ribadito che i valori Lions sono i valori della solidarietà e che abbiamo bisogno tutti i giorni di disseminare qualcosa per lottare per una pace che è giusta e contro una guerra che è molto ingiusta. E in questo momento stiamo soffrendo tutti
senza renderci conto che al di là dei morti che ci sono in tante parti del mondo e soprattutto in Ucraina, ci sono anche situazioni che si stanno creando a livello economico, a livello sociale, che ci spingono sempre più verso la solitudine, verso l'isolamento, e questo credo che debba essere in qualche modo attenzione anche di associazioni come la nostra, che tutti i giorni si muovono per la solidarietà. Un club che cresce con l'adesione di nuovi soci. Sì, 3 nuovi soci che sono soci molto importanti per noi, perché ogni socio è linfa. Una nuova socia che si occupa di bambini, si occupa di persone disabili, un nuovo socio che è un filosofo, un professore delle superiori, ma soprattutto un uomo di cultura, uno scrittore, una donna che è stata impegnata per tanti anni in polizia e che adesso ha messo al servizio del nostro club la sua esperienza. Stiamo parlando di Luciano Carruba, Maria Volpe, Stefania Parisi, 3 persone che in qualche modo rappresentano anche questa continuità nell'acquisire soci che possono mettere a disposizione quello che sanno fare e quello che possono dare in termini di solidarietà. Si pensa anche al futuro con tantissime iniziative, nel mese di novembre in particolare. Sì, nel mese di novembre noi saremo al liceo Empedocle di Agrigento e parleremo di violenza contro le donne, saremo al liceo Leonardo di Agrigento e parleremo di lavoro, e soprattutto faremo, come tanti altri club Lions in Italia, la raccolta del banco alimentare. Quindi per noi sarà un novembre particolarmente impegnativo, che parte dal 5 al 6 di novembre, a cui saranno dedicati 2 giorni per il benessere, con una piccola struttura che creeremo all'interno del centro commerciale Valle dei Templi, per poter rispondere alle esigenze che noi registriamo per vivere una vita dove il benessere deve essere al centro delle nostre attenzioni. Il caso Tandoi di Michele Guardì inaugura la stagione teatrale del Pirandello di Agrigento, in scena dall'11 al 13 novembre. Vediamo. Siamo contenti di questo exploit del nostro spettacolo, uno spettacolo targato Agrigento in tutto e per tutto, che si sta facendo apprezzare fuori confine. Abbiamo avuto un grande successo a Roma, al Teatro Quirino, adesso la risposta di Palermo è veramente fantastica, e quindi è uno spettacolo che ci dà la possibilità di guardare avanti con grande ottimismo e grande speranza. Siamo veramente contenti di tutto quello che sta accadendo e siamo soprattutto impazienti di arrivare al Teatro Pirandello, dove si chiuderà questa prima fase dello spettacolo. Da Michele Guardì agli altri agrigentini come Gaetana Ronica, Marcella Lattuca, oltre a un cast veramente d'eccezione capitanato da Gianluca Guidi, Giuseppe Manfridi, Caterina Milicchio, Roberto Iannone che è il commissario Tandoi, una compagnia veramente fantastica dove si respira un clima di cordialità, di amicizia veramente forte, che chiaramente cementa una situazione e i risultati si stanno vedendo e sono veramente magnifici. Questa nostra prima coproduzione, perché lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Teatro Pirandello insieme alla mia società La Virgini, e diciamo che sicuramente è beneaugurale per tutto quello che verrà in futuro, visto che tra l'altro, come ormai si sa, siamo teatro di produzione a livello nazionale. Quindi ci vediamo ad Agrigento 11, 12 e 13 di novembre. C'è la serata dell'11 che è stata aggiunta per dare la possibilità di esaudire le numerose richieste che ci sono per questo spettacolo. Grazie. A Realmonte al via con gli incontri per programmare gli eventi natalizi all'insegna della solidarietà. Vediamo.
Il primo incontro stamattina tra il comune, la parrocchia, la scuola, il tavolo della solidarietà e le associazioni presenti sul territorio al fine di stilare la programmazione natalizia. Stamattina in particolare sono state discusse delle idee e delle proposte, uno in particolare una idea molto bella che riguarda l'addobbo dell'albero di Natale attraverso l'installazione di quadratini di uncinetto realizzati dalla collettività. Ci sono circa 50 donne che ci stanno lavorando, i signore del comune di Realmonte, che appunto già da diverse settimane stanno realizzando questi addobbi. È arrivata anche una proposta della scuola di estendere l'addobbo agli alberi che insistono sulla piazza e tante altre idee, il mercatino di Natale ed è un'iniziativa del CIF, quindi tante iniziative di cui si sta discutendo. Peraltro inizieremo già da giorno 30 con la giornata della meraviglia proposta dalla parrocchia di Realmonte, quindi da Don Fabio. Insomma, tanta energia, tante proposte per un Natale in linea con un cammino in direzione della bellezza, come diciamo sempre. Peraltro quest'anno il tema sarà appunto i colori della bellezza e quindi insomma in linea con tutto quello che stiamo facendo dal primo giorno del mio mandato ad oggi. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane faremo un ulteriore incontro per discutere della bozza che uscirà fuori da questi incontri, per poi approdare alla presentazione della programmazione del manifesto finale. L'ultimo saluto a Tonino Butera, morto all'età di 54 anni, dipendente Enel, dirigente calcistico e cronista sportivo. I funerali nella sua Aragona. Vediamo. Un'eredità per la quale abbiamo il dovere, l'onere, ma anche l'onore di portare avanti. E io ti prometto, insieme ai miei dirigenti, insieme a tutta la società e insieme ai calciatori, che onoreremo la tua memoria portando avanti questi colori per tutto il tempo necessario. Speriamo più in alto possibile, come era il tuo desiderio. Buono, onesto e disponibile. Tonino era l'amico di tutti. Come non ricordare le sue venute in comune per accertarsi che gli adempimenti venissero fatti nel modo corretto e più veloce possibile. Lui non gradiva le lungaggini burocratiche, infatti spesso era solito chiamare gli uffici addetti ai lavori uffici complicazioni. Quale migliore ispettore di lui per visionare e controllare che tutto venisse fatto a regola d'arte, quello stadio a lui tanto caro, dove ha impiegato tutto il suo tempo e la sua passione. Un giorno mi ha inviato una foto con i ragazzi che giocavano sull'erbetta dello stadio con la scritta: guarda com'è bello togliere i ragazzi dalla strada e dalla PlayStation. Sì, Tonino, hai fatto un grande lavoro che tutti, ognuno per le proprie competenze, deve portare avanti affinché il tuo sogno diventi realtà. Ti saremo eternamente grati. Amministrazione comunale, ciao Toni.
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Calcio Eccellenza, l'8ª giornata del campionato, registra una vittoria dell'Acragas che si impone 2-0 sul Pro Favara. Il servizio di Carmelo Lentini, le interviste di Giuseppe Moscato. Ha vinto l'Acragas con pieno merito a conclusione di un derby combattuto ma corretto sia in campo che sugli spalti. Primo tempo molto tirato con la compagine del Pro Favara, molto manovriera e ben disposta in campo, che riusciva a spezzare sul nascere i tentativi a rete dei cugini acragantini. Appena 2 le azioni di rilievo nella prima parte della gara, ad opera dei padroni di casa, al sesto con Caccetta che ha cercato di sorprendere il portiere Eire fuori dai pali con un tiro da lontano, e poi al 45esimo con Mansour, il cui diagonale è stato bloccato ottimamente dal guardiapali favarese. Si va a riposo con un nulla di fatto, ma nel secondo tempo ecco la metamorfosi dell'Acragas. La compagine dei Templi sembra essere mentalmente più carica, gioca in velocità e dopo un pericoloso colpo di testa di Caccetta su tiro dalla bandierina ecco arrivare il gol del vantaggio. L'area avversaria è sottoposta a duri attacchi, un pallone vagante in area favarese viene intercettato in scivolata da Pavisic che anticipo Eire in uscita e gonfia la rete. È il 7° sigillo personale dopo 8 gare di campionato per il forte attaccante argentino. L'Acragas si sblocca ed insiste in avanti ed è al 61esimo fa bis. Mansour effettua una Veronica sul diretto avversario ma viene atterrato in piena aria. È il rigore sacrosanto e dalla lunetta trasforma Garufo. Si susseguono i cambi, al 65esimo il Pro Favara potrebbe accorciare le distanze con De Luca, ma il colpo di testa termina tra le braccia di Elesai. Al 34esimo ultimo brivido, Vitelli manda un diagonale fuori di poco, poi la gara si spegne. Acragas sempre più capolista e domenica trasferta a Mazzara contro la Mazzarese. Intanto è stato osservato un minuto di silenzio prima della gara per il collega Tonino Butera, deceduto nei giorni scorsi. Ed ora spazio alle interviste di Giuseppe Moscato. Mister, continua la marcia trionfale dell'Acragas? No, trionfale no, abbiamo fatto una buona gara oggi, abbiamo disputato una gara da grande squadra contro un avversario alla quale faccio complimenti perché le ho viste molto migliorate rispetto alle partite di Coppa, un avversario che ci ha tenuto diciamo in apprensione per quanto riguarda il risultato e la vittoria, anche se nel primo tempo non abbiamo subito praticamente nulla, nessun tiro in porta, poi paradossalmente sul 2-0 abbiamo abbassato un po' troppo il baricentro, abbiamo subito un po' gli avversari. Faccio complimenti ai ragazzi perché nel giro di 2 giorni siamo riusciti a preparare una gara dopo una non buona prestazione con Resuttana, abbiamo riordinato le idee e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Queste partite spesso vengono risolte con gli episodi, noi siamo stati bravi a sfruttare un piazzato che abbiamo preparato come ogni settimana. Adesso ci godiamo 2 giorni di riposo e poi inizieremo a preparare la partita di Mazzara.
Lei non vuole ammettere la marcia trionfale, ma siete primi in classifica? Sì, primi in classifica, dobbiamo rimanerci fino alla fine per essere trionfali. E quindi per ora dobbiamo stare con la testa bassa e lavorare. Sappiamo che il campionato è difficile, abbiamo visto oggi come l'avversario sotto il punto di vista della strategia ci ha messo in difficoltà. È chiaro che sono delle difficoltà calcolate perché conosciamo bene l'avversario. Noi siamo venuti qua, abbiamo preparato la partita in un certo modo, i primi 45 minuti l'abbiamo fatto credo anche discretamente, abbiamo concesso qualcosa ma è anche normale. Andiamo ad incontrare una squadra che è prima in classifica, i numeri parlano chiaro, abbiamo fatto 2 errori e abbiamo concesso 2 occasioni, se non vado errato la prima parte della gara. La seconda parte della gara invece siamo partiti discretamente, poi abbiamo sofferto un po' sulle palle inattive, su una palla inattiva che loro hanno avuto, abbiamo subito il gol e là abbiamo avuto 4-5 minuti di difficoltà dove abbiamo preso anche il secondo gol. E poi la parte finale, anche se abbiamo cercato un po' di accorciare le distanze, l'Akragas si è messo sotto il dietro della palla, chiudeva bene gli spazi, quindi diciamo che la partita dopo il 2-0 è finita. Noi siamo stati troppo leggeri in avanti, un tiro in porta l'abbiamo fatto? Noi siamo stati leggeri, abbiamo fatto qualche tiro in porta forse la prima parte della gara, abbiamo avuto un'occasione con De Luca nel secondo tempo quando la palla di testa, ancora c'erano 20-25 minuti, ma in queste partite di cartello credo che le occasioni siano anche poche, anche l'Akragas rispetto a tutte le altre partite credo che abbiamo avuto meno occasioni rispetto a tutto il resto, quindi sono gli episodi poi alla fine che fanno la differenza. E poi si giocava con la prima della classe? Assolutamente, ma questo senza dubbio, lo sapevamo che andiamo a incontrare una squadra forte, così è stato, però secondo me potevamo fare qualcosa in più che non abbiamo fatto. Il presidente dell'Akragas, Giuseppe Deni, è il nuovo proprietario del Limolese, formazione che milita nel campionato di Lega Pro Serie C Girone B. Limolese ha sede nel comune di Imola, nella città metropolitana di Bologna. Ci racconta tutto Carmelo Lentini. Ed ora un'ultima notizia: il presidente dell'Akragas, Giuseppe Deni, è il nuovo proprietario del Limolese, una formazione che milita nel campionato di Lega Pro Girone B. Il passaggio di proprietà è stato sancito venerdì scorso a Battipaglia, dinanzi a un notaio. Il nuovo proprietario del Limolese concede i pieni poteri al direttore generale Luigi Conte, presidente dell'ASFA, che è l'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari. Nei prossimi giorni invece saranno conclusi altri passaggi burocratici con la nomina di altre figure professionali che saranno scelte dalla nuova proprietà. Di seguito l'intervista del patrone biancazzurro che tranquillizza la tifoseria akragantina, apparsa molto dubbiosa. Preciso che questa non è una conferenza stampa, ma più che altro vuole essere una comunicazione di servizio, anche perché ieri sera i media hanno dato la notizia che il mio gruppo ha acquisito in tutta la sua interezza il pacchetto azionario del Limolese Calcio. Questo ha creato, diciamo, un po' di polemiche, un po' di perplessità da parte della tifoseria dell'Akragas, per cui ritenevo e ritengo giusto fare alcune precisazioni. Allora, è doveroso partire un attimino da lontano, nel senso che io 1 anno e mezzo fa ho rilevato il 96% delle quote dell'Akragas, divenendone insieme al dottore Caller, il mio fraterno amico e mio socio, divenendone il proprietario. Abbiamo lanciato dei segnali, dei messaggi alla tifoseria e abbiamo sempre parlato con estrema chiarezza. Abbiamo sempre detto che oggi una squadra di calcio non può essere trattata se non come un'azienda, per cui ho lanciato delle grida di dolore all'amministrazione comunale, alla tifoseria, a tutte le componenti che potevano fare, diciamo, forte il brasone dell'Akragas. Alcune risposte le ho avuto, altre assolutamente no, ma ritengo che noi come società ci siamo sempre stati, non abbiamo mai mollato e abbiamo sempre recitato la nostra parte. Ecco, questa premessa va fatta. Io
in questo minuto sono contornato dal mio staff tecnico che, oltre a essere il mio direttore sportivo Russello, il mio allenatore, e avevo promesso di dire che sarà il mio allenatore per sempre, mi segui? Sono il segnale che noi in Agragas non vogliamo mollare, ma noi in Agragas vogliamo rilanciare. È una promessa che faccio da uomo che mantiene, che ha sempre mantenuto la propria parola. Per me non manca, io sono pronto a portare l'Agragas nella categoria che gli è più congeniale. Io sono qua, sono pronto a rilanciare, sono pronto insieme a Callari a fare la nostra parte senza tirarci indietro. Noi non siamo gente che scappiamo, noi siamo gente che quando ci assumiamo un impegno davanti agli uomini, davanti ai calciatori, davanti allo staff tecnico e davanti alla città calcistica lo rispetteremo fino alla morte. Ecco, questo era il messaggio che voglio lanciare alla tifoseria. Noi siamo qua, siamo più forti di prima, perché l'acquisto dell'Imolese non è una defiance del gruppo Deni, ma è un momento di rafforzamento di tutta l'intelaiatura, perché quando i giocatori sanno che la stessa proprietà è anche proprietaria di una squadra di professionista, potrebbero rendere di più, impegnarsi di più e capire che possono avere uno spiraglio maggiore per la loro carriera. Ecco, questo è tutto quello che io volevo dire. L'operazione Imolese è stata un'operazione, chiamiamolo così, di natura finanziaria, è stato un investimento che il mio gruppo ha ritenuto opportuno fare, ma in Agragas c'è e rimane il cuore, per cui forza Agragas, e questo è tutto. Ancora calcio, nona giornata del campionato di Serie D. Licata Canicattì termina 0-1. Vediamo. Mister, intanto ti chiedo subito, risultato giusto? Per l'andamento della partita secondo me il pareggio era il risultato più giusto, però siamo stati bravi a sfruttare quella palla inattiva, studiata, preparata, è andata bene. L'avevi preparata così? Sì, sapevamo di affrontare una squadra che veniva da 3 vittorie consecutive, è una squadra che anche se all'inizio non è andato benissimo, è una squadra organizzata che gioca bene, quindi l'abbiamo preparata così. Poi venire qui a Licata è sempre difficile, è un derby sentito, però devo fare complimenti ai miei ragazzi perché non hanno mollato un centimetro, quindi ci prendiamo questa vittoria con soddisfazione. Tanto nervosismo soprattutto alla fine. Sì, consideri che il derby purtroppo ci può stare un po' di nervosismo, però credo che il nervosismo dettato dall'andamento della partita, però non credo che sia successo qualcosina di particolare, qualcosina di grave. Faccio la stessa domanda, Presidente, secondo lei il risultato giusto oggi? Credo assolutamente di no, sono molto rammaricato perché di fatto credo che il secondo tempo abbiamo giocato 12-13 minuti, questa è la realtà, tranne che insomma ci siano delle epidemie così momentanee di 2-3 minuti, io credo che sia stata, non togliendo tra virgolette meriti calcistici e riconoscendo comunque il risultato del campo, credo che ci sia stato un comportamento antisportivo e mi dispiace che l'arbitro l'abbia consentito. Ritengo che, voi mi conoscete, un'affermazione del genere è difficile che la faccio, però la realtà è questa qua e bisogna dire cose così come stanno. Effettivamente giocare in queste categorie consente di giocare in questa maniera, cioè con queste fragilità così istantanee a secondo di quello che serve, ripetute, perché torno a ripetere, sono state ripetute, e di fatto il risultato è stato che abbiamo giocato nel secondo tempo 12-13 minuti. Dopo 5 anni secondo me mi aspettavo qualcosina di diverso dal Canicattì, sono stati, mi dispiace dirlo, però siccome mi ricordo qualche cosa che è successa 4-5 anni fa, non ho visto miglioramenti. Le perdite di tempo in particolare? Mi ricordo di una partita nel girone di andata persa con 3-4 palloni in campo, quindi
io credo che insomma bisogna migliorare anche sotto questo punto di vista e mi sembra di poter dire tranquillamente che c'è stato un comportamento antisportivo. Mi dispiace, ma io difficile che mi sbilancio così in questa maniera, però non mi è piaciuto. Posso, come si dice, essere di questa opinione, credo di non offendere nessuno. L'idea è che partita bloccata, partita che poteva nascere una situazione di gol solamente su un piazzato, su qualche situazione così estemporanea come è stato il gol che hanno fatto loro. Si è giocato poco, noi per bravura degli avversari che erano sempre sotto linea della palla non riuscivamo a trovare gioco e abbiamo fatto molta fatica. Il pareggio secondo me era il risultato più giusto, però hanno vinto loro, bravi loro e ripartiamo. Si aspettava questo tipo di partita? Sì, me l'aspettavo perché avevo visto le loro partite, una squadra che gioca sempre sotto metà campo, che lascia pochi spazi e che cerca sempre su palle lunghe in ripartenza o fare sbagli degli avversari e cercano di fare giocate così, come ho detto prima, estemporanee. Pazienza, è stato un risultato amaro per noi, pensavamo di fare qualcosa di diverso oggi e chiaramente la mia squadra è stata sottotono, al di là della situazione che hanno fatto gli avversari, però noi siamo stati sottotono e poi avete visto bene che il secondo tempo non abbiamo mai giocato, sì, noi avremmo giocato 15-20 minuti, sempre a terra, sempre ostruzioni e questo l'arbitro doveva fare qualcosina in più, ma l'arbitro credo che sia stato inadeguato oggi. Basket a 2, la Fortitudo Agrigento supera anche Latina, il servizio di Lello Casesa. La Fortitudo Agrigento ha trovato il tris e vince ancora una volta contro il Latina 72-61, terza vittoria consecutiva in campionato che porta la squadra biancazzurra sempre più in alto in classifica e con la determinazione acquistata grazie al coach Gagnardi ed un gioco di squadra che alla fine fa la differenza. Una partita a cardiopalma con i ragazzi che nonostante alcuni errori iniziali, soprattutto nel secondo e nel terzo mezzi, hanno recuperato e hanno preso la partita in mano vincendo. Il Latina veniva da 2 sconfitte ed era arrivato qui per battersi e stava per riuscirci anche a causa di una serie di rimpalzi favorevoli ad alcuni errori, ma alla fine il gioco dei ragazzi è stato determinante con un pubblico che ha infiammato il Palamoncada determinando la vittoria. L'americano Marfa, autore di 19 punti, 11 rimbalzi e 24 di valutazione, forse il migliore in campo. Ottime anche le prestazioni di Grande, autore di 21 punti, di Ambrosin e di Francis, 11 punti. Agrigento parte fortissima fin dal primo match e poi pian piano cala nel secondo e nel terzo. La partita diventa difficile, pesante, il gioco si incattivisce e la Fortitudo sembra a tratti poco lucida, ma l'esperienza di Cagnardi al quarto ed il gioco di squadra rimettono in pista Agrigento che ha in mano la partita e la porta fino alla fine con un risultato che tiene 72-61. I biancazzurri piazzano 29 punti trascinanti da uno straripante Francis, autore di giocate spettacolari, codeato va Grande, giocatore sempre implacabile nei momenti decisivi. Agrigento sale a quota 6 punti in classifica in piena zona playoff e cercherà di allungare la classifica domenica prossima 6 novembre, sempre in casa contro l'Uraina di Milano. Penso che il calo psicologico non ci sia stato assolutamente e anzi credo l'esatto contrario. Sì, come dici tu giustamente, abbiamo approcciato meglio rispetto alle 2 partite, ma la differenza era che giocavamo al Palamoncada e non in trasferta, quindi i ragazzi chiaramente erano pronti, energetici, adrenalinici e quantomeno a livello fisico hanno subito messo in campo dei valori. Abbiamo giocato contro una squadra matura dal punto di vista tecnico-tattico, oltre quello che è la quinta gara di campionato, e per questo faccio complimenti ai nostri avversari, a coach Gramenzi, seppur esce sconfitto da questa partita non c'era certo bisogno che lo dimostrasse oggi, ma ha dimostrato di essere un allenatore che prepara tatticamente molto bene le sue squadre. Con
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.